Siamo arrivate. Matera, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Ci sei mai stata a Matera? No, è la prima volta. Anche per me. Guarda! La vedi? Ma qui è bellissimo. Qui è un presepe. Ecco la Matera ed ecco i sassi. I sassi in Matera sono importantissimi e noi questa sera ci andiamo a dormire. Ecco, così si carica. Tu sei carica? Non sono tanto carica. Io sono scarica. Senti, andiamo a letto. Dopo aver girato tutto il mondo è finalmente il momento di fare un viaggio con mia figlia Zoe per l'Italia che sta cambiando, che si sta evolvendo. Lo faremo quindi in modo sostenibile, a basso impatto, a bordo di un'auto elettrica. Andremo a Matera, la città capitale della cultura 2019, città green. Poi ci recheremo a Valsinni, un paese dove gli abitanti si sono improvvisati menestrelli per raccontare la storia di una poetessa del posto e faremo un picnic sul lago parlando di come si possa superare l'epoca del petrolio. E addentrandoci nella selvaggia Gran Cia vedremo i protagonisti di un grandioso spettacolo sul banditismo, fatto con l'impegno e la costanza di tanta gente normale. Insomma, viaggeremo per l'Italia e documenteremo un cambiamento che comincia da ognuno di noi, perché ciascuno può fare la differenza, realizzando nuove idee che concorrano a rendere la nostra vita migliore e lo sviluppo più sostenibile. Oh! Ma dove siamo? Siamo in una grotta. Ma siamo diventate delle troglodite. È veramente bello, ti ricorda? La Tunisia. La Tunisia. Però questo è stato conservato perfettamente. Guarda questo legno meraviglioso, tutte cose di recupero, vere. È una cosa che ho trovato davanti alla porta. Dice, gentilissimi Susie e Zoe, benvenuti nella vostra grotta. Saluti Daniele Kilgren. E ci invita anche a colazione. Oh, Susi. Daniele! Sono io e tu sei Susi. Sono mio. Come stai? Bene. Benvenuto. Bene. Daniele Kilgren è il proprietario di questo albergo diffuso. Lui ha salvato una storia antica e ne ha fatto un albergo. Che colazione! E questo è il posto? Cioè, è una cosa stranissima. L'idea è molto semplice, è quella di mantenere il patrimonio storico architettonico com'era, partendo da un discorso filologico, di ricerche di quello che era, che bello o brutto che sia, è quello che è stata la storia di questi luoghi E la vita fino, di questa gente. fino a 3-4 generazioni fa. C'è una storia millenaria. Millenaria, sì, millenaria. Ma essendo una storia di povertà la si dimentica, anzi la si vuole dimenticare ristrutturandola completamente. Per cui vengono massacrati. Prima mettendo per terra materiale nuovo e secondo pulendo, un'opera di sterilizzazione per cui diventano finte. Eppure Matera vive di sovrapposizioni, di una storia sedimentata nel tempo che si vede andando a farsi una passeggiata partendo proprio dall'albergo, da dove si vede il fiume. Guarda il fiume che passa sotto a Matera, il fiume Gravina che appunto serve a raccogliere anche le acque di questo insediamento umano che è uno dei più antichi del mondo. 9.000 anni fa. È del Neolitico. Esatto, è antichissimo. E c'è una sovrapposizione, vedi? Guarda, da sotto le cose più antiche e le grotte, eccetera, e poi sopra naturalmente l'insediamento più attuale, più moderno, fino agli anni 60. E poi nel 700, cioè 700 d.C., arrivano questi monaci benedettini dalla Cappadocia e naturalmente fanno di questo luogo una evoluzione ulteriore, ma veramente la storia è molto simile con il Medio Oriente. Ma anche in Tunisia?
I berberi li utilizzavano come deposito del grano. È vero, nella Cappadocia, Sì. da dove vengono questi monaci benedettini, c'era già l'uso della grotta come abitazione e quindi insomma trovano un posto perfetto. Matera, c'è tanto turismo, C'è si tanto vede che turismo, c'è tanto. sì, anche scolaresche, eccetera. Però è Matera città della cultura. Del 2019. Esatto, Qui. e anche città green, no? E poi devo dire che il silenzio è un'altra caratteristica dei Sassi. C'è una scolaresca. Ci facciamo un altro giro per Matera, che è stupenda. Ho visto che è stupenda Matera. Andiamo a prenderci i regali. Vado a Zonzo dove il cielo è sempre blu. Vedo i passeri che saltellano sopra gli alberi e mi guardano di lassù. Quanta poesia! Regalino. Regalino, naturalmente c'è questo fischietto. Sì, certo. Ecco. Abbiamo il cucù, il nostro cucù. oggetto tipico. Ma è un dai, fischietto. che carino! Si chiama cucù. Ta ta ta. Ta 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 ta. Basta fare il brutto, il buono e il cattivo. Brava, è quello! Il galletto è un simbolo di fertilità, Certo. universale, di abbondanza e di risveglio spirituale. Veniva regalato qui a Matera in occasione di nascite e matrimoni. È bellissimo, lo voglio. Quanti ne prendiamo? La zia, la nonna, la Rita, l'Ivana, Ivana, Gianluca, il babbo? Ma no, il babbo. Perché lo vuoi tu? Vado a Zonzo dove Timbri, timbri, altro regalo possibile. Facciamo fare un timbro. Questa volta è per noi. Questo è meraviglioso. Troppo bello. C'è qualcuno? C'è qualcuno, c'è. Fantastico. Bellissimo anche questo. Guarda com'è barocco. Timbri del pane perché? Perché quando si abitava qui nei Sassi si preparava il pane in casa e si portava a cuocere nei forni comuni. Quindi per riconoscere e identificare il proprio pane esisteva il timbro del pane. Nello stesso tempo aveva anche valore apotropaico, e cioè serviva a mantenere lontano gli spiriti maligni. Lo vogliamo? E Zoero versi giusti. ZRG. Pronti? L'ha già finito? Ah, bellissimo! Il timbro del pane io lo definisco una spremuta di antropologia, perché è proprio l'oggetto nostro più caratteristico e tipico. Beh, allora dai, abbiamo un Lo capolavoro. apprezzo molto. Dai, antropologicamente corretto. Guarda, la cattedrale di Matera è del 1200, conclusa nel 1300, è meravigliosa, di tutta questa pietra così chiara. E là sopra c'è un mistero, un vero mistero. Quel rosone È dove una c'è... ruota. È una ruota, nel senso che è la ruota della vita. È anche la ruota dei tarocchi, la carta. La ruota dei tarocchi. Che vuol dire? È la fortuna. Ma la fortuna era anche il caso. E il caso era il più importante degli dei. Guarda che ricarica. Ah, andando in discesa. Adesso ti porto a Valsinni. Valsinni, che è una rocca praticamente, dove, poverina, è stata imprigionata quasi una poetessa italiana del Cinquecento che naturalmente è morta sconosciuta, non riconosciuta, ma che poi è stata riscoperta. Vado a parlarvi di un tempo remoto e del dolore di una poeta, Isabella fanciulla, che dall'amore e dalla vita ebbe nulla. Ma non puoi però presentarmi tutti questi personaggi storici femminili stupendi e che poi però... Fanno una brutta fine. Ah, fa anche una brutta fine. Beh, assolutamente, viene uccisa dai fratelli. Nessuno immaginava il destino feroce che compiva un gesto così atroce e la scannarono
come un animale, consumando un rito tribale. Ma basta! Zoe, cosa posso farci? Scusa, Ma non se la tutti i vita è personaggi così. femminili nella storia hanno avuto una brutta fine. Tu mi vai sempre a beccare quelle che invece hanno avuto una fine bruttissima. Vabbè, ma questa è anche la storia. Siamo arrivate, saliamo per le scale fino ad arrivare al castello. Qui dove un gruppo di giovani ricostruisce la storia di Isabella Morra per animare Valsinni. Effettivamente bella ripida, Insomma, dai, il castello così, un castello l'arroccato, fa anche un po' paura. È la situazione adatta a questo efferato omicidio, anzi femminicidio. Questa storia è diventata l'emblema del romanzo gotico d'appendice, dove le donne fanno una brutta fine. La solita immagine della povera donna segregata in un castello con il suo aguzzino, castello magari in Italia. Esatto, nel sud Italia. Un racconto. La verità di questa poetessa uccisa brutalmente è che è stata ignorata per molto tempo. Si tenta di ridare voce a una persona che è stata zittita. Ce la siamo dimenticata. Beh, non è del tutto vero, aspetta, ce lo stiamo ricordando. I fieri assalti di crudel fortuna scrivo, piangendo la mia verde etade. Me che in sì vili ed orride contrade spendo il mio tempo senza lode alcuna. Voleva essere ascoltata. Sì, Io e Zoe siamo sempre qui on the road sulle strade della Basilicata. Guarda, vedi quei tubi che ci sono lì? Quel tubo porta l'acqua in Puglia, all'acquedotto pugliese, sì. C'è questo problema che adesso con le estrazioni di petrolio, che sai, viene inquinato il lago dal quale si estrae l'acqua e quindi è una questione veramente molto importante questa del petrolio qua. Sì, ma io ne so poco. Ti farei parlare con un esperto, Maurizio Bolognetti, che se ne è occupato. E lo faremo facendo un picnic. Picnic! Qua? Adesso che sta per piovere? Abbiamo deciso così e lo facciamo. In viaggio con mia madre. Non ve lo consiglio. C'è anche la copertina. Cosa c'è da mangiare? Ecco. Quando ho fatto il cestino? Mamma, ma ci sono anche i tuoni, cioè... È freddo? Sì, che è freddo. Ma dai, ma cosa stiamo facendo? Ah, grazie. Ci sono i pecora. C'è anche il pastore. C'è anche Maurizio. Che cosa hai portato? Guarda, un tipo di pizza locale. Questa è a pitta liscia. E questa invece è una pizza con le patate. E questa? È la pizza col pomodoro. La pizza col pomodoro. Meno male Anzi, che la c'era il pizza. tuo amico. Hai visto? Hai visto quando invito la gente? Arriva il Non mi sono cibo. presentato a mani vuote, dai. Esatto. Insomma, qui è bella la Basilicata. È verde, piena d'acqua e di petrolio. Ma queste tre cose non sono in contraddizione fra loro? Stiamo correndo dei rischi inutili se consideriamo la quantità di petrolio che viene estratta in questa regione. 25 milioni di barili ogni anno. Sembrano una quantità enorme. In un giorno e mezzo nel Nord America estraggono la quantità di greggio che qui viene estratta in un anno. E le falde hanno dei problemi anche con questo discorso del petrolio? Nel momento in cui si va a trivellare si può mettere a rischio le falde acquifere. Quindi il rischio c'è e temo che questo rischio si sia in più occasioni concretizzato. Mamma mia. E oltretutto questa è acqua che arriva fino in Puglia, no? È acqua dell'acquedotto pugliese. Soprattutto in Puglia. Liberiamoci dal petrolio una volta per tutte, no? Sì, dovremmo davvero liberarci dalle fonti fossili. Se riusciamo a non essere dipendenti dal petrolio è meglio. Assolutamente. Siamo in Basilicata e qui c'è un mistero da raccontare, niente po' di meno, su Leonardo e la Gioconda. Visto che siamo vicino al Lago Negro, ti porto lì a vedere dove può essere morta la Monna Lisa.
Insomma, la storia è questa. Uno studioso russo, Marescoschi, afferma che la Gioconda, la famosa musa di Leonardo e moglie del Giocondo che faceva commerci da questa parte, in viaggio col marito si ammalò e morì proprio qui. Per raccontarcelo ci aspetta Gianni Glinni. Ciao. Oh, che bello vedervi. È veramente, di nuovo a Lago Negro. Paghiamo il parcheggio, andiamo? No, non importa pagare il parcheggio perché siamo elettriche. Immaginiamoci questa scena, no? Film. Lei si sente male. Si sente male perché ha preso una febbre, potrebbe essere malaria. Peste. La peste, esatto! E allora, sempre nel film, io vedo una processione di poche persone vestite di nero e una bara con dentro la Monna Lisa che è morta e deve essere inumata qui, in questa chiesa, la chiesa di San Nicola. E qui c'è la cripta. Accidenti! Sembra un effetto horror questa apertura della cripta. Si sta aprendo! Ma sembra anche che qui, nella chiesa, siano state trovate delle mummie. Tra queste c'era una donna tutta ingioiellata. I capelli com'erano? Biondi o mori? Erano mori. Quindi poteva essere la Gioconda. Pensa, c'è sfuggita la Monna Lisa. Però c'è un'altra storia ancora interessante, perché qui, da queste parti, è stato trovato un autoritratto possibile, ipotetico, di Leonardo da Vinci. Il mistero di Leonardo e della sua amata Gioconda è sempre più intrigante. Andiamo a Vaglio. È incredibile che esista un autoritratto possibile di Leonardo da Vinci. Pensa cosa potrebbe essere questa roba se fosse vera. Lui, per tutta la vita, fino alla morte, si porta dietro il ritratto della Gioconda. Lei, no? E lei si porta dietro, fino alla morte, avvenuta qui a Lago Negro, l'autoritratto di lui. Capisci? Come le foto dentro il portafoglio. Esatto! Al Museo di Vaglio, ecco il famoso possibile autoritratto di Leonardo. Ce lo mostra Nicola Barbatelli che lo ha trovato. Eccolo qui! Eccolo. La cosa curiosa poi è anche una scritta che compare sul retro. C'è scritto Pinxit Mea, è vergata così al contrario. Al contrario, cioè, è il mio autoritratto. Beh, dovremmo scritto al scoprirlo. contrario come scriveva Leonardo. Sì. Ma quindi è una dedica. La cosa che a me intriga e intrigherebbe è questo rapporto e questo scambio di autoritratto e ritratto fra Leonardo e la Gioconda, morta a Lago Negro, stringendo al petto l'autoritratto del suo amato Leonardo. Leo? Insomma, quei due si scambiavano i loro ritratti come i ragazzi si scambiano i selfie. È una bellissima storia, un bellissimo fumetto, è un bellissimo fotoromanzo, ecco. Ci stiamo addentrando nella parte più selvaggia della Basilicata. Visto che siamo qui, passiamo dal Parco della Grancia, dove dal 2000 viene rappresentato ogni estate un cinespettacolo sul tema del banditismo, la storia bandita. Ma peccato che oggi non ci sia spettacolo. Ma andiamo lo stesso a visitare il parco. Questo è il Parco della Grancia. È molto bello, guarda il castello là. Che si fa? Ha detto? Una pistola! No, saremo un attimo in visita al parco della Grancia. visitare io! Ma dove si c'è? Cammina! Ma la macchina, cioè la macchina elettrica. Sì, cammina! Ecologica, no? È ecocompatibile. Buona! Va bene, siamo entrate nel mondo dei briganti, ma non è male. Piuttosto di fare le turiste, io preferisco fare la brigantessa.
Allora andiamo a travestirci da banditesse. Pugnali, fazzoletti, eccetera. Anche come brigantessa però è tutta precisina. E le costumiste fanno parte dell'organizzazione. Costumiste? Sì, e siamo anche volontari sulla scena. Cioè noi iniziamo qui e finiamo lì e poi ritorniamo per recuperare i vestiti e metterli a posto. Infatti questo lo fate come volontariato. E come passione. Sì. Il cinespettacolo, la Grangia, il parco è un po' un figlio nostro. Questo è il massimo del social. Ci conosciamo e semmai poi ci frequentiamo anche durante l'anno. Quindi si creano questi rapporti che poi continuano per tutto l'anno. Sì, sì. Avremmo deciso di essere dei vostri. Ma buono. Siamo a Magnama. Sono seduta a fianco di Angelo, il protagonista dello spettacolo, che interpreta Carmine Crocco, il brigante. Allora, Crocco, tu sei il brigante proprio per eccellenza, eh? Esatto. Crocco era... Che cos'è questo? È una pagnottella e con all'interno una zuppa di fave, Bello! di cicerchie. Fantastico! Però, che bell'ambiente rilassato qui alla Grangia. Facimma muina, prima che la festa finisce, finalmente con la pancia piena e ubriache di vita e di sole! Mi sembra che ci sia una questione di donne. La brigantessa con chi sta? Ma certo, è meglio rifugiarsi dentro la taverna. Buon appetito! Effettivamente, tra i briganti che combattono in nome del re Borbone e i soldati del Regno d'Italia che combattono per i Savoia, non si sa da che parte stare. Amuci. Oh, ma non si può mai stare tranquille, eh? Però ho detto che siamo in un periodo storico pericoloso. E se andassimo dai contadini? I contadini! Che scena bucolica! Oh, cavolo! Vai coi contadini, è più tranquillo dai contadini. Sempre le solite due stupide che vengono legate. Noi veniamo dal nord! Andiamo Bologna! Se volete posso anche parlare in torinese, né? No. Perché, no, come peggio. Non ci liberi, né? È un periodo così, cioè non puoi stare tranquillo da nessuna parte. Avevano ragione anche loro, c'erano questi piemontesi che li invadevano praticamente, capisci? E hanno ragione. In dalle giardina dove si sappa e non si balla, a tu sei mondo Vai, facci i denti, le gonne, vai! Dove sono? Vado di qua? Vai di qua. Vado di qua. La nostra auto, compagna d'avventure, ci ha salvato ancora una volta e ci porta a casa, mentre la nostra amica banditessa ci saluta dal suo mondo. Certo, la storia bandita è un cinespettacolo social da vedere qui in questa selvaggia Basilicata.